Rapina nel rione di San Giovanni e furto in un furgone a Trieste, arrestato dalla polizia un 42enne kosovaro, restituita la rifortiva ai legittimi proprietari. Il problema sicurezza a Trieste esiste, ma non è paragonabile a quanto accade in modo drammatico in altre città italiane, così il sindaco di Trieste, Roberto Di Piazza. Re Carnival invade la città, centro storico invaso dai curiosi per la sfilata di carri allegorici senza confini come maschere provenienti da tutta Italia. Cala l'inflazione in Europa e l'Italia non fa eccezione, il Friuli Venezia Giulia però rimane tra le regioni con il carovita più elevato, a Trieste i prezzi più cari. Scatta l'esercitazione per prevenire il fenomeno dell'acqua alta a Muggia, su le paratie mobili nel Mandracchio nelle prime ore del mattino. Bradley Jaden, la star del musical, apprezzatissimo da Londra a New York, in scena al Teatro Rossetti, l'intervista esclusiva della nostra emittente. Semifinali promozione, la Pallacanestro Trieste deve vincere a Forlì, almeno una partita per provare a chiudere la serie in casa, gara 1 domani in Romagna. Buonasera e bentrovati a una nuova edizione del telegiornale di Tele4. Prosegue la scia di violenza con le rapine, arrestato per aver commesso una rapina e un furto avvenuti in 2 giorni differenti. L'uomo, un 42enne kosovaro, è stato però intercettato dalla Polizia di Stato in piazza Volontari Giuliani. Il servizio. Ha rapinato un passante portandogli via cellulare e portafoglio. Il giorno dopo si è introdotto in un furgone rubando i soldi presenti all'interno. Stavolta però la vittima del furto ha inseguito il ladro ed è riuscita a farlo arrestare. Si tratta di un cittadino kosovaro. L'ennesima rapina a Trieste e il furto del giorno dopo risalgono all'8-9 maggio scorsi, ma la notizia è emersa solo ora. Nello specifico, nel primo pomeriggio del 9 maggio, il cittadino kosovaro di 42 anni si era avvicinato a un furgone parcheggiato in via Scussa. L'uomo con destrezza è riuscito a forzare la portiera del veicolo e introdurvisi. Il ladro ha trovato banconote di vario taglio per un totale di 370 euro e banconote serbe per 250 dinari. Dopo il colpo il ladro si è allontanato dal furgone. In quel momento però il malintenzionato ha sentito delle urla alle sue spalle. Era il proprietario del veicolo, un 29enne serbo, accortosi di ciò che era appena successo. È scattato l'inseguimento con la vittima che intimava al ladro di fermarsi. Il 42enne kosovaro ha continuato la fuga mentre il suo inseguitore chiamava la polizia. Grazie alla telefonata gli agenti della squadra volante sono riusciti a intercettare l'inseguimento in piazza Volontari Giuliani. I poliziotti hanno sbarrato la strada al ladro chiudendogli ogni via di fuga, quindi è scattata la perquisizione del 42enne. Addosso aveva i soldi rubati dal furgone che sono stati restituiti al legittimo proprietario, ma proprio durante la perquisizione gli agenti hanno rinvenuto nella tasca del giubbotto del 42enne un telefono iPhone 6S e un portafoglio con dentro documenti intestati a un'altra persona. Si tratta della vittima della rapina del giorno precedente avvenuta in via Donatello, episodio per il quale era già stata formalizzata una denuncia. Il kosovaro è stato arrestato. Dunque affrontare il problema, ma senza drammatizzare, affidandosi alle forze dell'ordine. È la linea del sindaco di Trieste, Roberto Di Piazza, sull'allarme sicurezza dopo i numerosi episodi di risse e rapine in città. Sentiamo le parole del sindaco. Non nega l'emergenza sicurezza, ma non ci sta a veder dipinta la sua città, a suo giudizio, con i colori dell'esagerazione. Il sindaco Roberto Di Piazza interviene sul crescente allarme per i tanti episodi di criminalità quali risse, rapine e ferimenti con i coltelli che spesso riguardano giovani e giovanissimi e invita a guardare anche fuori dai confini di Trieste. Io dico, per l'amor di Dio, abbiamo dei problemi, ogni giorno succedono delle cose. Con chi? Con gli extracomunitari. Chi ha voluto l'accoglienza diffusa? Quella sinistra che tanto... Poi io giro molto l'Italia e l'Europa, ero a Cannes adesso, vai a Bologna, ci sono centinaia di persone che dormono con i materassi sotto i portici, Firenze, Padova, Milano. Allora sto dicendo, sono delle città che sono veramente in condizioni incredibili. È convinzione del sindaco che la soluzione stia nell'aiutare il lavoro delle forze dell'ordine. Le forze dell'ordine, perché si chiama forze dell'ordine? Perché devono mantenere l'ordine. Facciamo di tutto per castrarli. Non possono tirare fuori la pistola, non possono fare questo, dobbiamo dare potere alle forze dell'ordine e sistemeremo le cose, perché non è pensabile che questi non possano intercettare questi disgraziati che poi sappiamo cosa fanno perché lo leggiamo sul giornale.
Una folla di triestini e turisti per assistere alla parata di Re Carnival nel pomeriggio lungo le rive di Trieste. Un carnevale fuori stagione ma molto apprezzato dai partecipanti e dagli spettatori. Tutte le voci raccolte da Laura Buccarella. Ma è ogni stagione buona per far carnevale, anzi penso che oggi lancerò una petizione da presentare al comune di Muggia per spostare carnevale a maggio sempre, perché a febbraio un anno sì un anno no prendiamo il bidone con il meteo. Guarda, oggi la giornata, finalmente abbiamo cucito paillette e messo luccichini per un motivo. Il clima è quasi estivo, ma lo spirito del carnevale è immutato rispetto a febbraio. Colore, maschere, divertimento e naturalmente i carri allegorici. È partita puntualissima nel pomeriggio la sfilata sulle rive di Re Carnival, Carnevali senza frontiere, seguita lungo il percorso e all'arrivo in Piazza Unità da centinaia tra triestini e turisti. Ad aprire la parata primaverile i carri del Carnevale di Muggia. Bellissima iniziativa, molto bella. Pronti per partire, divertimento, allegria. Importante divertirsi e star bene in compagnia. Ogni stagione, bellissima. Sto crepando di caldo, ma ci si diverte. Bellissimo. Si spera il divertimento e che vada tutto bene. Organizzato dal comune di Trieste per promuovere la città, Re Carnival ha dato vita a un pomeriggio di festa con delegazioni italiane e straniere. In tanti a seguire la lenta sfilata di gruppi mascherati e spettacoli viaggianti che culminerà con la grande festa in Piazza Unità. Non tutti hanno gradito questo carnevale fuori stagione, ma per lo più i commenti raccolti sono stati positivi. Mi piace? Per niente. Trovo che il carnevale d'estate è assurdo. Questa è la mia opinione, però. Oh, ma c'è abbastanza confusione. Sì, è particolare, è bello, una bella giornata. Una bella idea, insomma. Sì, qualcosa di diverso dal solito, ecco. È una bella idea. È uno spettacolo bello per la città, low cost. Meglio con questo tempo qui o a febbraio? Tutto l'anno è tempo per carnevale, sempre. Pur molto apprezzata da partecipanti e spettatori, la manifestazione del Re Carnival ha provocato però anche notevoli disagi al traffico in centro città. Ecco com'è andata. Ampiamente annunciati, si sono puntualmente verificati disagi alla circolazione stradale in centro per lo svolgimento della seconda edizione del Re Carnival. La chiusura delle rive al traffico è avvenuta in diverse fasi per consentire la sfilata di carri e gruppi mascherati, ma anche l'arrivo dei partecipanti, sia dalla parte di Muggia e dalla Slovenia, sia dal Carso e da Opicina, ha comportato diverse chiusure nel corso della giornata in varie zone della città, da via Flavia a via Carducci attraverso la Galleria di Montebello e ancora da strada per Vienna, Piazza Libertà, replica dei disagi sugli stessi percorsi ma a ritroso alla fine della manifestazione per il deflusso dei carri. Ma la zona calda per tutto il pomeriggio e fino a sera è stata quella che dalle rive si dirige verso Corso Italia, dove la polizia locale deviava l'imponente mole di traffico del sabato. Code e ingorghi si sono inevitabilmente formati in vari momenti, scatenando l'insofferenza degli automobilisti, manifestata più volte a colpi di clacson. Ma nel complesso i disagi sono stati del tutto simili ad altri pomeriggi di sabato con cortei e manifestazioni in centro. Chiusura delle rive anche in serata dalle 20:30 alle 21:30 da via Mercato Vecchio a Piazza Tommaseo per la festa finale di Re Carnival. Ci spostiamo a Muggia, è scattata l'operazione per proteggere la cittadina dall'acqua alta con l'utilizzo delle paratie, una sperimentazione che fa seguito a quella di qualche mese fa. L'operazione è scattata questa mattina presto alle 7. L'amministrazione comunale muggesana continua con le sperimentazioni per l'emergenza mareggiate e acqua alta. Diversi mesi fa le prove di allagamento delle calli con le paratie a proteggere il centro. Stamattina invece prove generali per contrastare l'esondazione del mare sul Mandracchio con la disposizione delle paratie lungo l'asse stradale. Con un investimento di 50.000 euro l'amministrazione ha inteso provare una forma di protezione che, se funzionerà, verrà estesa anche ad altre zone della cittadina rivierasca. La squadra della protezione
protezione civile e i tecnici comunali hanno iniziato le operazioni di montaggio delle barriere alle 7 e la struttura era ultimata in appena mezz'ora, considerando tutte le possibili varianti della disposizione delle paratie. L'obiettivo è di riuscire a garantire la viabilità lungo il Mandracchio anche in caso di acqua alta. Se l'acqua venisse contenuta con successo sarebbe anche più facile il lavoro di drenaggio con le pompe per svuotare le calli in caso di salita dell'acqua dai tombini. Il punto sulle priorità per il comune di Monrupino con il candidato sindaco della lista Insieme per Monrupino, Martina Scabar. Quali sono secondo lei gli elementi di carattere non necessariamente locale che potrebbero in qualche modo intervenire in queste elezioni? Diciamo che ogni cosa poi si ripercuote non solo durante queste settimane prima delle elezioni, ma anche proprio il vivere quotidiano del nostro comune. Un paio di punti forse un po' più scottanti in questo momento è sicuramente la riorganizzazione del valico di Fernetti, che è stato già presentato un paio di mesi fa, e lì c'è bisogno di tanta attenzione, non solo per quanto riguarda il versamento del traffico, ma anche della cittadinanza che lì vive e di tutte le attività commerciali che operano su quel territorio. Per quanto riguarda le altre cose, insomma, bisogna collaborare anche con la regione e con tutti i comuni limitrofi per ogni cosa, ad esempio con la regione per la manutenzione delle strade che non sono solo comunali, ma da quando non ci sono più le province il compito della manutenzione delle strade adesso è passato alla regione, mentre con i comuni limitrofi sarebbe anche da cominciare una collaborazione per quanto riguarda i progetti europei. Cala l'inflazione in Europa e l'Italia non fa eccezione. Il Friuli Venezia Giulia però rimane tra le regioni con il caro vita più elevato. Il dato emerge dall'analisi del centro studi della CGA di Mestre. Ecco tutti i dati. Nel contesto di un'inflazione che ha rallentato in tutta Europa ed anche in Italia, il Friuli Venezia Giulia con la crescita dell'1,1% continua ad essere tra le regioni con il caro prezzi più alto, al quarto posto dietro a Veneto, Campania e Toscana. Il dato emerge dall'analisi della CGA di Mestre. Lo studio segnala che nello stesso periodo dello scorso anno le cose erano andate decisamente peggio. In Friuli Venezia Giulia si registrava un aumento del 7,7%. Andando più nel dettaglio, la provincia più cara è Trieste, con un tasso di inflazione dell'1,6%, seguono Pordenone con il più 1,3%, Gorizia più 1,1%, mentre Udine è la meno cara con il più 0,7%. Il mondo delle imprese, visto il quadro comunque positivo, si attende ora dalla Banca Centrale Europea l'abbassamento del costo del denaro per favorire investimenti e sviluppo. Mai come in questo momento, infatti, avvertiamo la necessità di tagliare il tasso di interesse che oggi è al suo massimo storico da quando c'è la moneta unica. Una soglia ingiustificatamente elevata che sta ostacolando il ricorso ai prestiti bancari da parte delle famiglie e in particolar modo delle imprese di piccola dimensione. Ci fermiamo per alcuni minuti di pubblicità, ma torniamo fra poco con altre notizie e servizi. Scenari possibili come quelli di un terremoto o di un'alluvione sono stati simulati nel corso di 3 giorni di esercitazioni da parte dei comandi dei Vigili del Fuoco del Friuli Venezia Giulia. Marco Stabile. Non sappiamo, è un edificio ordinario. 4 giorni di esercitazioni per i Vigili del Fuoco del Friuli Venezia Giulia, tra gli scenari simulati quelli di un terremoto e di un'alluvione. Martedì 14 maggio si è tenuta un'esercitazione nazionale per i posti di comando nella quale sono state ipotizzate 2 scosse di terremoto a Udine e a Pordenone, testate le procedure di allertamento e invio di più colonne mobili con squadre inviate da tutti i comandi regionali e non solo. Per testare i tempi di risposta effettiva dell'allertamento e partenza delle squadre sono stati fatti partire a sorpresa alcuni moduli
verso le località colpite dal sisma. Allestito anche il campo base nel parco del Rivellino ad Osoppo, che in caso di bisogno dovrebbe ospitare il personale. Il 16 e 17 maggio invece si è tenuta un'esercitazione in cui è stato simulato un terremoto nelle zone colpite dal sisma in Friuli nel 1976 e un'alluvione a Pordenone. La finalità di questa esercitazione, in cui hanno partecipato i pompieri dei 4 comandi regionali, Protezione Civile e Università di Udine, era quella di testare sul campo le applicazioni per il triage delle strutture e degli stabili nelle zone colpite da un sisma, con invio dei dati a un centro di raccolta dove, elaborando le informazioni, vengono definite le zone rosse. Nel pomeriggio del 16 maggio si è quasi passati invece dalla simulazione dell'alluvione a Pordenone alla realtà, in quanto le forti piogge hanno dato corso a un'emergenza reale. Noi niente, tutto quello che ci verrà richiesto lo potremo mettere a supporto. Tutto pronto al Politeama Rossetti stasera per il musical di Bradley Jaden, la stella del musical anglosassone che proporrà i brani più importanti della propria carriera. Lo spettacolo in scena anche Lucy Jones e Luca Gaudiano, sarà consegnato il premio Massimini. Jaden tornerà a Trieste a novembre con I Miserabili. Everyone that I've met in the town has been nothing but polite. Tutte le persone che ho incontrato a Trieste sono state gentilissime, assai curiose di assistere agli spettacoli, anche a teatro, e come essere in famiglia. Il cibo è buonissimo. Insomma, ho un ottimo ricordo, tanto che quando sono arrivato per lo spettacolo di questa sera mi sono detto: è bello essere di nuovo qui. Anche Bradley Jaden dunque è rimasto incantato da Trieste. Coprotagonista maschile lo scorso luglio del Fantasma dell'Opera, il 37enne performer britannico sarà in scena a Rossetti questa sera con un recital che debutta proprio nella nostra città per approdare poi a New York, Londra e Budapest. Showcasing lots of musicals that I've been very lucky and fortunate to be part of. Sarà una sorta di ripasso degli spettacoli che abbiamo visto protagonista, come Wicked, da Shrek a Ghost, del Fantasma dell'Opera e Les Miserables, ma ci sarà spazio anche per musical che il pubblico triestino ancora non ha visto. Sono molto contento di avere accanto a me Lucy Jones, che arriverà da Londra, e Luca Gaudiano, che arriverà da Milano. Non è tutto, Jaden sarà protagonista a novembre dello spettacolo più atteso della prossima stagione, Les Miserables di Arena Spectacular. Impersonerà l'implacabile ispettore Javert e sarà il più giovane interprete a ricoprire quel ruolo. Les Miserables is my favorite show in the world. Les Miserables è il mio spettacolo favorito e sono stato molto contento che il produttore Cameron McIntosh mi abbia chiesto di far parte di questo spettacolo e di portarlo in questo teatro fantastico. Quando siamo venuti lo scorso anno con il Fantasma dell'Opera abbiamo visto quanto la gente qui apprezza questo tipo di spettacoli, e quando Stefano Curti mi ha chiesto di portare a Trieste il mio recital, è stato bellissimo sapere di tornarci fra qualche mese, è molto bello ed eccitante. Tradizionale cerimonia di premiazione degli atleti dello Sci Club 70 è stata dedicata questa mattina alla figura di Dario Rinaldi, scomparso 2 anni fa. Il servizio. Quest'anno è dedicata alla memoria di Dario Rinaldi, giornalista ed ex assessore regionale, scomparso 2 anni fa. La tradizionale cerimonia di premiazione degli atleti e tecnici dello Sci Club 70 che si sono contraddistinti nei risultati durante l'ultima stagione agonistica. Rinaldi contribuì alla nascita del sodalizio e alla realizzazione dell'impianto di sci artificiale Neve Sole di Aurisina, oggi divenuto centro federale di avviamento agli sport invernali, riconosciuto dalla FISI e dal CONI. Noi, come da tradizione, finita la stagione, valorizziamo e premiamo tutti i nostri atleti, dal primo all'ultimo, senza classifiche, ma per il giusto riconoscimento del sacrificio e della dedizione fatta durante tutto l'anno. Quest'anno soprattutto, ricorrendo anche l'anniversario della morte di Dario Rinaldi, abbiamo intestato questo memorial alla sua persona, anche festeggiando comunque oggi il fatto che lo Sci Club 70 si è classificato primo in regione. Una singolare iniziativa per il lancio di un'autovettura giapponese. Un corso di origami ha accompagnato le porte aperte del concessionario. L'origami è l'antica arte giapponese del piegare la carta. La parola è composta appunto da oru, piegare, e kami, carta.
Adopera pochi tipi di piegatura per creare modelli anche estremamente complessi. Alla base i principi shintoisti del ciclo vitale e una delle millenarie tradizioni giapponesi oggi è stata oggetto di un'iniziativa collaterale alla presentazione dell'ultimo modello di una vettura uscita da una casa nipponica. Dal laboratorio di origami alla scrittura con ideogrammi giapponesi, ad arrivare poi alla cerimonia del tè, tipica attività giapponese, ed infine un laboratorio culturale nella quale avremo una specialista che parlerà della cultura giapponese, del mondo giapponese, con un'interazione con gli stessi clienti e visitatori durante il quale potranno chiedere e avere risposte su eventuali dubbi e peculiarità appunto della cultura nipponica. Dedicata al fascino dell'Oriente, spesso difficile da comprendere ma inequivocabilmente in grado di interessare una fascia di persone in velo piuttosto notevole, che seppure per pochi minuti ne hanno potuto assaggiare qualche sorso. Inizia domani sera a Forlì la serie di semifinale promozione A2 fra Unieuro Forlì e Pallacanestro Trieste. La squadra di Gemion Christian ha l'obiettivo di vincere almeno una delle prime 2 partite in trasferta. Il punto della situazione con Marco Stabile. All'ombra di San Giusto spuntano i nuovi trascinatori, i nuovi piccoli grandi eroi. Michelino Ruzier fa la stella nella salvezza conquistata nel 2014, il playmaker della porta accanto che diventa leader. Commento su Ruzier. Mamma mia, un miracolo, fatto miracolo, praticamente salvato la partita. Leader tecnico era, giovanissimo, 10 anni fa, leader tecnico è oggi. Michele Ruzier, lo sanno tutti, sarà una volta di più la chiave per innescare il gioco della Pallacanestro Trieste. Era il 13 aprile del 2014 quando guidò la squadra di Dalmasson alla salvezza in A2 contro i romagnoli con 25 punti su un parquet nostrano ancora dalle tinte scure e con anche un ottimo Francesco Candussi a battagliare per le sorti triestine. 2 lustri dopo, archiviate esperienze di massimo livello nazionale e internazionale e ancora il play triestino Scuola Azzurra a guidare i biancorossi in una sfida chiave con Forlì. Di fronte c'è, pur senza la stella Kadim Allen, la squadra che ha primeggiato il regular season nel girone rosso e che ha vinto la Coppa Italia di A2 battendo la Fortitudo. Una formazione tosta, attrezzata, con italiani di esperienza come Daniele Cinciarini, Pascolo, Magro, Zilli e un'ala forte muscolare come Xavier Johnson, uno fra gli avversari dimostratisi più difficili da affrontare per Justin Reyes nel corso del campionato. Nella gara casalinga Trieste si impose per 79-62 con la prestazione corale forse più convincente del campionato, 21 punti di Brooks, 19 di Reyes, 17 di Candussi, sul fronte opposto 17 di Johnson, 15 di Allen e 11 di Cinciarini. Del ritorno invece i romagnoli vinsero da autorità con un perentorio 92-64 con una prova super di Federico Zampini oltre ai 3 leader già citati. Per la squadra di Gemion Christian diventa fondamentale imporsi almeno in una gara fra le prime 2 fuori casa, fissate per domani, domenica e per martedì, per poi giocarsi fra le mura amiche le proprie chance di qualificazione alla finale promozione. Bene, questo era l'ultimo servizio del telegiornale di Tele4 di questa sera. Vi ringrazio per averci seguito. Vi ricordo che anche domani ci sono i 2 telegiornali di Tele4 delle 13:20 e delle 19:30 insieme a Laura Buccarella. Naturalmente invece con Sveglia Trieste riprenderemo lunedì mattina come sempre dalle 7 con la rassegna stampa. Buon weekend!